bastava quel pagliaccio che viene in fondo, ma le dice e me li capisci via di Amici di Volley Veneto Menaco, ben trovati per questa partita tra Volley Veneto Menaco e Roman Berlini Modena, partita valida per il campionato di Serie B Girone D stagione 2023-2024. Tra poco le due squadre scenderanno in campo per affrontarsi per questa partita. Ricordiamo Volley Veneto Venacus imbattuta in casa dalla stagione 2023-2024. Ha fatto di questo palazzetto dello sport di Pardolino il suo postino finora inespugnabile. Vediamo chi saranno i due sestetti di partenza. Partiamo dalla squadra ospite che presenta in campo Zanetti Samuele, Signorini Davide, Spina Roberto, Butturini Battilani, scusate Giovanni, Bertoni Andrea e il numero 13 Torti Alessandro, libero giocatore il numero 5 Schiavoni Massimo. Risponde la formazione veronese con Mirko Testagrossa, Cristian De Agostini, Cerfogli Mattia, al palleggio Davide Pietroni, Magalini Alberto e stavo guardando chi è l'altro libero, Giulio Romagnoli, quindi formazione tipo per Volley Veneto Veneto, libero Michele Viola. Parte al servizio lo schiacciatore Alberto Magalini, palla corta, buona la ricezione, possibilità di attacco. 1-0 per l'Anderlini Modena, stato dello sport da posto 2. Al servizio Manderlini, Magalini, Mirko Testagrossa, 1 pari, attacco dell'opposto di Volley Veneto Venacus che apre le sue imbarcature, 1 pari al servizio capitano Cristian De Agostini. De Agostini al suo servizio, buona la ricezione di Modena che ha la possibilità di attaccare. Muro a 2, un bel muro di Giulio Romagnoli, 2-1 per la formazione di Volley Veneto. Belle mani interventi del muro di casa che non permettono di far passare l'attacco avversario. 2-1. Cristian De Agostini ancora al servizio. Buona la ricezione di Anderlini che ha possibilità di attaccare. La palla ancora nel campo di Anderlini. Ancora un muro che non passa. Signorini ha provato 2 volte da posto 4 a far passare il pallone. Non è riuscito né con il primo attacco forte né con la seconda appoggiata. 3-1 per Volley Veneto Venacus. Ancora Cristian De Agostini al servizio. Ancora Flot ha ricevuto da Signorini. Attacco dell'opposto del giocatore numero 13 Alessandro Storti, 3-2. Scusate. È proprio l'autore del 5 che si porta fuori dai 9 metri per il suo servizio.
buona difesa di Alberto Magalini, primo tempo di Romagnoli neutralizzato. La palla ancora nel campo di Anderlini con la possibilità di attacco. La palla nel campo di volley Veneto. E un appoggio da posto 2 dell'opposto veronese Mirko Testagrossa porta a 4 i punti della formazione di casa dopo delle buone difese da entrambe le parti. E proprio l'autore del punto Testagrossa che va fuori dai 9 metri per il suo servizio. 4-2 in questo primo set. La palla nel campo di volley Veneto. Primo nel campo di volley Veneto. 5-2, Mattia Cercogli da posto 4, mette giù un pallone dopo delle buone difese, ma che forse Anderlini avrebbe potuto gestire in maniera migliore. Non è riuscita ad attaccare con violenza la difesa di volley Veneto. 5-2. Potente l'attacco del giocatore con il numero 2 Davide Signorini. Il pallone si impenna e va a toccare il soffitto del palasport di Bardolino, permettendo alla formazione ospite di andare sui 3. Al servizio proprio l'autore del punto Davide Signorini. Ace, Magalini, Roberto non la prende bene nel bagno. 5-4. E si ritorna verso l'equilibrio. Grande attacco di Mattia Cercogli che appoggia il pallone nel campo avversario portando a 6 punti di volley Veneto Benafis. È proprio l'autore del punto che va fuori dal campo per il suo servizio. Lo schiacciatore di volley Veneto si appresta con una palla corta a mettere in difficoltà la formazione di Anderlini che deve regalare il pallone che poi il volley Veneto gestisce il meglio con un attacco nelle zone centrali del campo con un attacco di Giulio Romagnoli. 7-4. Ancora Mattia Cercogli al servizio. Roberto Spina da posto 4, 7-5. Oh. Viene dato il punto a volley Veneto, non ho capito, forse c'è stata un'invasione. No, l'arbitro ha dato l'invasione a rete, sinceramente non ho visto, quindi al punto ancora di volley Veneto Veneto. Mi scuso con voi telespettatori, non avevo visto nemmeno io. Ancora c'è Foglia al servizio. Primo tempo di Anderlini che questa volta è efficace, 5-8. Al servizio il giocatore con il numero 7 Andrea Bertoni, il centrale della formazione ospite di Anderlini Modena, il flot su Michele Viola. Bel fight di Mattia Cercogli, 9-5. Giulio Romagnoli al servizio. Grande attacco del giocatore numero 21 Roberto Spina da posto 4, 9-6.
Al servizio il giocatore numero 1, il palleggiatore Samuele Zanetti. La palla ancora nel campo di Anderlini. 9-7. Riducono le distanze i ragazzi di Modena. Al servizio ancora Anderlini, la riflessione di Magalini è buona. La palla nel campo di Volley Veneto. Testa grossa. Ancora primo nel campo di Anderlini. Volta il muro di Giovicini, Magalini è fuori, 9-8, si riavvicina Anderlini dopo essere stato sotto di 4 lunghezze, riesce a recuperare 9-8. Buona difesa di Anderlini che regala un free ball del campo di Volley Veneto. In piena potenza Magalini Alberto, la Fosso 4 porta 10 punti per la formazione di casa, più 2 per i padroni di casa, ma onore ad Anderlini che finora ha fatto vedere delle ottime cose, cercando sempre di rimanere in partita e non demoralizzandosi anche sotto di 4 punti. Sono riusciti a neutralizzare ed attaccare. E questa volta l'Eus di Pietroni invece è efficace, un po' da rivedere questa riflessione in difesa in bagger di Anderlini, subito time out chiesto dalla squadra ospite sull'11-8. 30 secondi di pausa. Palla nel campo di Anderlini, palla dentro, 11-9. Al servizio Anderlini, Magalini, grande attacco in primo tempo, Pietroni a una mano su Cristian D'Agostini che ripaga il suo palleggiatore regalando il tutto a Volley Veneto, 12-9. Buona la riflessione di Anderlini sul servizio di Alberto Magalini. La palla ancora nel campo di Anderlini Modena. 12-10, bello attacco da zona 2. Al servizio il centrale con il numero 8, Battilani Giovanni.
dopo un tentativo di attacco di Volley Veneto non è andato a buon fine. La gestione del secondo pallone è stata efficacissima, permettendo alla squadra di casa di andare ancora sul più 3 e permettendo di andare fuori dal campo il capitano Cristian Agostini, il centrale di Volley Veneto Bene. Attacco del giocatore numero 23, Bevini Edoardo. Pallone malacciato ma malissimo da Alessandro Storti che lo butta abbondantemente fuori dal campo. Ancora più 3 per Volley Veneto Venatus. Al servizio l'opposto di casa Mirko Testagrossa. Mattia Carpogli non lascia passare il pallone. Una palla vagante, non ricevuta benissimo. Sostituzione nel campo di Anderlini. Esce il giocatore numero 1 Zanetti Samuele, dentro il giocatore numero 20 Sanguanini Andrea ed entra il giocatore con il numero 10 Ludovico Ades. È un altro punto di Mattia Carpogli che con un tocco in lungolinea da posto 4 porta il punteggio sul 16-11. Quindi cambio di palleggio nella diagonale opposto per Anderlini, che però finora non ha dato i suoi frutti. Ancora Testagrossa, buona la ricezione, possibilità di attacco con un primo tempo del giocatore numero 7 Bertoni Andrea, 16-12. La palla ancora nel campo di Anderlini. Punto per Volley Veneto Venatus, attacco nelle zone centrali del campo di Romagnoli che va a incrociare il muro avversario, 17-12. Mattia Carpogli al servizio, 17-12. Cambiati i 3 sesti della formazione di Anderlini in questo primo set. Muro di Davide Pietroni, guardavo chi dei due veronesi avesse fatto il muro è proprio Davide Pietroni, 18-12, secondo time out chiesto dalla formazione ospite quando Volley Veneto sta volando sul più 6. Ritornano in campo le due formazioni sul punteggio di 18-12 per la squadra di casa. Ricordiamo che sul 15-11 mister Tomasini ha cambiato la diagonale, palleggiatore opposto mettendo in campo il giocatore con il numero 20 Sanguanini e il
numero 10 Ludovico Ave, 18-13. Al servizio del giocatore numero 7 Andrea Bertoni. Spero che mi abbiano passato la lista giusta, spero di aver detto giusto Sangualini. Punto per la formazione di Anderlini dopo l'errore in attacco di posto 4 di Alberto Magalini, che ha sparacchiato fuori il pallone, permettendo alla formazione di Anderlini di portarsi dal meno 6 al meno 4. Bel batti e ribatti da una parte e dall'altra. La palla ancora nel campo di Anderlini. 18-15. Bella azione di Anderlini che non molla assolutamente e permette alla squadra ospite di andare dal meno 6 al meno 3. Vediamo se è come pensavo io. Mister Adriano P chiama subito time out. 30 secondi di pausa. Ancora Bertoni al servizio, 18-15, 3 punti recuperati da Anderlini. Viene chiamata una trattenuta. Viene chiamata trattenuta da parte dell'arbitro di Anderlini. C'erano state delle proteste, infatti il primo arbitro ha chiamato il capitano di Volley Veneto, il vice capitano, scusate, perché visto che non era in campo Michele Viola. Giulio Romagnoli al servizio. 19-16, attacco del giocatore numero 21 Roberto Spina. 20-15. Esce il giocatore numero 10 al posto del 13 Alessandro Storti per Ades Ludovico e rientra in campo il giocatore numero 1 Zanetti Samuele al posto del giocatore numero 20 Sangualini Andrea. Quindi ritornano i titolari in campo sulle 20-15. Alla sulla rete. Venti 16. La palla ancora nel campo di Anderlini. 20-17, bella attacco da questo 4, qualche protesta accennata di Anderlini su una palla considerata trattenuta da parte di Volley Veneto, ma poi alla fine il punto di Anderlini
è andato a buon fine, 20-17, Zanetti Samuele a servizio. La palla è ancora nel campo di Volle Veneto. Anderlini si riavvicina. Attacco di Alberto Magalini, 21-18. Al servizio del palleggiatore Davide Pietroni per la formazione di casa. Attacco di buona diagonale difensiva di Magalini. Testa grossa, mette giù il pallone. Palla fuori di testa grossa, 21-19. Anderlini ritorna in partita, la può essere stata anche sotto di 5 punti. I ragazzi di Anderlini Modena non mollano e si portano sul -2. Errore al servizio del giocatore con il numero 21 Roberto Spina. E Alberto Magalini va fuori dai 9 metri con il suo servizio. Ricordiamo che nelle partite precedenti Magalini ha fatto vedere delle cose molto importanti. Errore, viene chiamato un errore di posizionamento nella formazione, errore di formazione 23-19. Ecco che l'allenatore va a parlare con il secondo arbitro 23-19. Fa un errore la palla nel campo di Volle Veneto. Pallone fuori del giocatore numero 13, l'opposto Alessandro Storti che smanacchia, che sparacchia il pallone del 24-19. È un peccato perché Anderlini era riuscito ad arrivare sul -2, un errore di formazione, di posizionamento in campo e un errore così sparacchiando il pallone ha buttato un po' le ortiche. Il set 20-24, il campo errore di Alberto Magalini che aveva cercato il tagliaporto sul posto 4 avversario, non riuscendo a trovare la posizione del campo. Al servizio ancora Anderlini, -4, 20-24. Alberto Magalini, Davide Pietroni, attacco per Guardavascio, con la palla ancora nel campo di Volle Veneto. Guardate, questa volta Terpogli, era Terpogli, ho detto Guardavascio, mi scuso. Terpogli che sparacchia il pallone sulla rete 24-21, ancora accese le speranze della formazione ospite per recuperare qualche punto. Questa volta errore di posizionamento della formazione di Volle Veneto. 23-20, 24-22. (24-22), time out scelto dalla panchina di Volle Veneto Veneti. 30 secondi di pausa.
punta di Vole Veneto bene, che dopo un batte e ribatti da una parte e dall'altra. Anderlini non riesce a continuare il suo gap positivo. 25-22, si chiude il primo set. Contrasto a muro con protagonista e giocatore numero 3 Mattia Carpogli, che chiude il set sul punteggio di 25-22, 3 minuti di pausa. Ecco, ricomincia il secondo set, vediamo se ci sono novità per la formazione di Vole Veneto. No, ci sono ancora i 6 titolari, mentre nella formazione di Anderlini avevamo visto dei tanti cambi subiti nel primo set, vediamo se ci sono novità. No, ancora la formazione iniziale. Al servizio il giocatore con il numero 21 Roberto Spina. Buona ricezione di Magalini. 1-0, partenza col botto per Mattia Carpogli. Cristian D'Agostini al servizio. Errore in ricezione del giocatore con il numero 23 Bedini Edoardo. 2-0, ace per Cristian D'Agostini.
stavolta la ricezione di Anderlini è buona, alla palla ancora nel campo di Anderlini, errore nel secondo tocco dopo 3-0. Sostituzione del giocatore numero 23 Bevini con il giocatore numero 2 Davide Signorini, che era uscito nel corso del primo set. Ancora De Agostini al servizio. L'attacco dal posto 4 del giocatore numero 13, l'opposto Storchi Alessandro, 3-1. Attacco delle zone centrali del campo di Giulio Romagnoli, grazie a un bel tocco di Magico a una mano del palleggiatore Davide Pietroni, 4-1. Mirko Testagrossa al servizio. Attacco del giocatore numero 2 Signorini, e con un palleggio che supera, con un tocco che supera il muro avversario e va a depositarsi proprio nella zona centrale del campo di volley Veneto, senza che nessuno possa intervenire. 4-2. Questa volta l'attacco di Mattia Serpogli è efficace da posto 4, 5-2. Attacco potente. E proprio l'autore del punto Mattia Serpogli, che va fuori dal campo per il suo servizio. La palla ancora nel campo di volley Veneto dopo un batti e ribatti vicino alla rete. Dunque a 3, non ci sono i pesi Mirko Testagrossa e Davide Pietroni, permettendo alle formazioni ospite di andare sul meno 2. Attenti i giocatori di Anderlini sul secondo contest di Davide Pietroni, 5-4. Come nel primo set si parte con una squadra che cerca di rivaleggiare sull'altra e poi si va sull'equilibrio. Buona la ricezione di Magalini, Pietroni il primo tempo, ma la palla ancora nel campo di volley Veneto sulla grandiosa difesa della squadra ospite. Non riesce a far passare il pallone, 5 pari. Magalini, 6-5 e questa volta mette la testa avanti. Time out chiesto dalla panchina di volley Veneto Veneto. 30 secondi di pausa. Ritornano in campo le due formazioni con Anderlini Modena avanti di Anderlini Modena avanti di un punto, 6-5. Erano sotto di 5-1, sono riusciti a recuperare ben 5 punti.
Signorini ancora il servizio. Questa volta Romagnoli mette le cose a posto, 6 pari. Al servizio proprio Giulio Romagnoli. Attacco di Cristian D'Agostini dopo non una buona ricezione del servizio di Anderlini. La palla è caduta dalle parti del centrale veronese che non ci ha pensato di più, non ci ha pensato un attimo, ha buttato giù il pallone dall'altra parte, 7-6, ritorna avanti, ritorna a mettere la testa avanti la formazione di Volley Veneto Bene. Giulio Romagnoli al servizio, questa volta buona la ricezione, possibilità di attacco. Il muro a 2 è inefficace sul tocco del giocatore numero 21 Roberto Spina, che cercava le mani alte trovando le 7 pari, equilibrio. E al servizio va il giocatore, il centrale di formazione di Roma Anderlini Modena, numero 7 Bertoni Andrea. Alberto Magalini butta fuori il pallone, palla fuori, 8-7 per Anderlini Modena. Buona distanza. 8 pari, il muro di Volley Veneto è dentro il campo. Davide Pietroni, il palleggiatore di Volley Veneto al servizio. Prima linea con Mirko Testagrossa, Alberto Magalini e Cristian De Agostini. La palla ancora nel campo di Anderlini. Errore da posto 4, butta fuori il pallone. 9-8 per Volley Veneto Veneto. Per il passo in vantaggio. Siamo in una fase in cui le due formazioni cercano di staccarsi l'una dall'altra, non riuscendo. Cristian De Agostini e Michele Viola non intervengono sulla diagonale d'attacco avversaria. 9 pari, ancora equilibrio. Al servizio del giocatore numero 1 il palleggiatore Zanetti Samuele per la formazione di Modena. Aveva cercato un flot sul lungo linea verso zona 6, non trovandolo. 10-9 per Volley Veneto Veneto. E fuori dal campo Alberto Magalini al servizio. Pallone fuori di Magalini, 9 pari, 10 pari, scusate. Al servizio Roberto Spina. Per Nomad da posto 4 mette giù un bel diagonale. Mirko Testagrossa non è riuscito a concretizzare l'attacco sulla risposta successiva. Anderlini da posto 4 si porta ancora in vantaggio di 1. Ancora Roberto Spina al servizio. Undici pari, Cristian De Agostini.
Rientra nella rotazione del libero centrale in campo il numero 6 Romagnoli Giulio. Cristian D'Agostini fuori dai 9 metri per il suo servizio. Magalini non riesce a trattenere a un braccio l'attacco da posto 3 avversario del giocatore con il numero 8 Battilani Giovanni. È proprio l'autore di questo punto da posto d'attacco da posto 3, il centrale fuori dal campo di Anderlini per il suo servizio. Risponde a Romagnoli, 12 pari. E Mirko Testagrossa, ma fuori dai 9 metri per il suo servizio. Free ball nel campo di Modena. Palla fuori. L'attacco del giocatore numero 2 Signorini passa praticamente tutta la rete senza toccare l'avversario. Nessun avversario, la palla cade fuori dal campo. 13-12 per Volley Veneto, ancora Mirko Testagrossa al servizio. Stavolta l'attacco di Signorini è efficace. La mano a 2 del muro di Volley Veneto, un po' scomposta la mano di Romagnoli non evadente, permette alla formazione ospite di andare sul 13-12. Al servizio il giocatore numero 13 Torchi Alessandro, all'opposto di Moma Berlini, con un plot molto corto. Grande difesa sulla diagonale d'attacco, grande difesa anche di Volley Veneto. Free ball nel campo di Moma Berlini. La palla ancora nel campo di Modena. La mano di Romagnoli questa volta era posizionata bene, ma il pallone ha incrociato una parte del braccio che ha permesso a Modena di andare sul +1, 13-14. Torchi Alessandro al servizio. Palla nel campo di Volley Veneto. Romagnoli sbaglia. Questa volta Romagnoli viene chiamata un'invasione a rete. Viene chiamata un'invasione a rete da parte della coppia arbitrale. Sinceramente io non l'ho visto e non posso giudicare assolutamente. 14 pari. Non ho ben capito cosa sia successo. Quattordici pari. Mattia Cerpoglia al servizio. Grande attacco nelle zone centrali del campo da parte del giocatore numero 7 Andrea Bertoni. 15-14 per la formazione ospite. Al servizio il giocatore numero 2 Davide Signorini, che ricordiamolo era entrato all'inizio del primo set, poi sostituito, poi nel corso del secondo parziale sul 3-0 mister Tomasini lo ha ributtato in campo. Perfetto equilibrio, sicuramente un Signorini diverso dal Signorini che avevamo visto nel primo set. Palla nel campo del giocatore numero 21 Roberto Spina, 16-15.
Testa grossa, errore di testa grossa, formazione ospite che va sui del più 2, 15 a 17. Errore abbastanza grossolano di testa grossa, che non ha attaccato con convinzione un pallone, permettendo agli ospiti di andare sul più 2, ancora pallone corto. Muro che ammortizza l'attacco di Magalini a Dato. Palla fuori, 15 a 18. Time out, chiesto subito dalla panchina di volley. Adriano qui chiama time out. Tornano in campo le due formazioni sul 15 a 18, pallone corto, la palla ancora nel campo di volley. 15 a 19, 15 a 19, errore nel campo di volley Veneto Menafri. Quindi 16 a 19, attacco in tocco, 16 a 19. Pietroni al servizio, buona la ricezione di Signorini, possibilità di attacco. 16 a 20. Entra il doppio cambio per Volley Veneto. Entra al posto di Magalini il giocatore Paolo Guardavascio ed entra il Tro al posto di Pietroni. Attacco di Mirko Testagrossa, 17 a 20. Al servizio del giocatore numero 10, appena entrato Paolo Guardavascio. Scusatemi. Buona la ricezione di 21 di 17. Michele Viola. Palla fuori, 22 di 17. Più 5 per la squadra ospite, che adesso vede materializzarsi la possibilità di andare sull'uno pari.
24-17, Ace. A lui danno 24-17, sembra che la partita sia, invece il set sia finito. Stanno discutendo. (24-17) si ritorna in campo. Infatti secondo noi era 24-17, chissà per quale motivo gli arbitri si sono confusi, convinti che fosse finito già il set. 24-17. Mancano hanno 7 set ball i ragazzi di Anderlini. 25-17, cambio campo, 3 minuti di pausa.
Ritornano in campo le due formazioni. Ricordiamo i punteggi: 1 pari, 25 a 22, 17 a 25. Errore al servizio per Alberto Magalini. 1-0 per la formazione ospite. Momanderlini Modena. Uno pari sull'errore dell'attacco del giocatore numero 13, Storchi Alessandro, che butta sulla rete in un pallone non certo facile. De Agostini al servizio. Due a 1 per Anderlini. Che sembra essersi rivitalizzata dopo il bel secondo set. Bertoni porta a casa il punto del 2 a 1. 3 a 1. Storchi con un ace si porta sul più 2. 4 a 1. Disuniti, sembrano dei, non lo so, la formazione di casa sembra stasera non esserci. 4 a 1 per Anderlini, buon per loro. Attacco in lungolinea del nuovo giocatore numero 3, Mattia Cerfogli, 4 a 2. Un buon attacco potente da posto 4. Mirko Testagrossa al servizio. Cinque a 2. Signorini al servizio. 5 a 3, anche questo servizio qua avrebbe potuto sicuramente essere gestito in maniera differente, aveva cercato un pallone corto Signorini, la palla non è riuscita a passare al di là del campo. Mattia Cerfogli al servizio. Cinque a 3, 5 a 4. Ancora Mattia Cerfogli al servizio. 6 a 4. Bell'appoggio del giocatore con il numero 21, Roberto Spina, da posto 4, 6 a 4. Palla corta a Michele Viola. Cro. Questa volta l'attacco di Romagnoli è efficace. 6 a 5. Mi sembrava che il pallone già al primo tocco avesse toccato terra. Gli arbitri hanno giudicato di no. Sono sicuramente posizionati molto meglio di me, quindi 6 a 5. Romagnoli al servizio. La palla nel campo ancora di... Questa volta il muro di Cro e di Agostini è efficace, 6 pari.
L'attacco da posto 4 non è efficace da parte di Anderlini, si va sui 6 pari. Pallone fuori di Romagnoli. A servizio il palleggiatore di Roma Anderlini Modena, Samuele Zanetti. Magalini non riesce a far passare il pallone di là, 8-6. E ancora Bob Anderlini rimette avanti la testa di 2 punti. Pallone lunghissimo, questa volta il servizio di Anderlini, 8-7. Daniele Cro, palleggiatore di Volley Veneto, che ha sostituito nel corso del secondo tempo Davide Pietroni. Pallone sulla rete, 9-7. Roberto Spina al servizio. Ancora Anderlini avanti di 3 punti. Tanti errori, troppi errori da parte di Volley Veneto. Ancora la palla 11-7. Veramente tutta un'altra Anderlini, molto potente il pallone di Magalini, 8-11. Magalini al servizio. 8-12. Otto, 9-12. Bel pipe di Magalini, 9-12. Grande attacco dei signorini, 9-13. Sembra non riuscire più dall'impasse la squadra di Adriano Fina.
time out chiesto dalla panchina di Volley Veneto Benacus dopo l'ennesimo errore dei ragazzi di Adriano Fini, che sembrano essersi smarriti e non riescono ad avere alcuna reazione. Ritornano in campo le due formazioni sui 9 a 14. Moma Anderlini in questo momento padrona del campo. Sembra essersi completamente smarrita la formazione di casa. Mirko testa grossa, 10 a 14. Testa grossa al servizio. Daniele Cro la mette giù, 11 a 14. Cercano di reagire i ragazzi di casa. Vediamo se è solo un fuoco di paglia o se la formazione di Adriano Fin è entrata in questo spicchio di partita con più grinta e determinazione in campo. (12 a 14). Vediamo se viene chiamato time out subito chiesto dalla panchina di Moma Anderlini Modena, che vede la formazione di Volley Veneto rientrata in campo con più aggressività e con più voglia di fare bene. 30 secondi di pausa. Rientrano in campo le due squadre, 12 a 14. Testa grossa ancora al servizio. Errore del giocatore numero 21 Roberto Spina, 13 a 14. Sostituzione. Esce il giocatore numero 21 ed entra il giocatore numero 23, quindi esce Roberto Spina ed entra Bevini Edoardo. Pari. Rientrano in campo le due formazioni, 14 pari, un gap di 5 punti un po' gettati alle ortiche da parte della formazione di Anderlini. Questa volta Romagnoli invade, 15 a 14. Al servizio del giocatore numero 2, Davide Signorini.
Palla ancora nel campo di volley Veneto. Sedici a 14. L'attacco di Testagrossa ha visto respingere il muro, la palla sarebbe caduta fuori, ma lui era ancora in traiettoria, ha dovuto toccare il pallone per forza. 14 a 16. Romagnoli 15 a 16. Bel pallone di Cro per Giulio Romagnoli che ripaga la scelta del suo palleggiatore. Scusatemi, con un punto importante. Al servizio Giulio Romagnoli, scusate, Mattia Cerfogli, ho fatto un po' di confusione. Free ball nel campo di Anderlini. Palla fuori, ma viene dato il tocco, viene toccato il pallone, viene dato il tocco. 15 a 17, protesta Adriano Fin. (15 a 17). (16 a 17), ancora Romagnoli. Entra Cristian De Agostini, esce Michele Viola. De Agostini, Magalini, Crone, i 3 metri. Romagnoli, Testagrossa e Cerfogli nei 6 metri. Questa volta il pallone è fuori. 17 pari. Sostituzione. Rientra il giocatore numero 21 Spina ed esce Bevini. Spina da posto 4, 17 a 18. Cartellino giallo. Ammonimento, credo per Daniele Cro. Zanetti al servizio. Un po' di confusione in questa fase di partita, non certo bellissima dal punto di vista dello spettacolo.
Palla nel campo di Anderlini. Muro di volley Veneto Menacus, 18-19. Rientra Pietroni al posto di Croc. Pari, 19 pari. Testa grossa mette giù un pallonetto che inganna la difesa avversaria. Pietroni al servizio. Free ball al campo di volley Veneto. 20-19. Attacco delle zone centrali del campo da parte di Cristian De Agostini. E la panchina ovviamente di Momo Anderlini chiama subito time out, 30 secondi di pausa. Era il terzo time out e quindi cartellino giallo di ammonizione per il tempo per Momo Anderlini. (20-19). Noi non avevamo ovviamente polso della situazione, tante interruzioni di campo, tante interruzioni in questa partita. Adesso sembra si possa ricominciare. 20-19. Ancora Davide Pietroni al servizio. 21-19, non passa l'attacco dal centrale di Anderlini. 21-19, più 2 per volley Veneto. Ancora Davide Pietroni al servizio. Time out che è stato chiesto dalla panchina di volley Veneto.
22-21, attacco di Alberto Magalini. E va a incrociare prima il muro, poi una difesa in extremis della formazione di Momo Anderlini, che non riesce a concretizzare la difesa. Muro di Mirko Testagrossa e di Cristian De Agostini, 23-21. Fa arrabbiare l'allenatore di Momo Anderlini questo attacco di Signorini. Ancora Magalini al servizio. Questa volta il pallone va fuori, 23-22. Battilani al servizio. Free ball nel campo di Volley Veneto. Ancora la palla nel campo di Anderlini. (23 pari). (24-23 per Anderlini). Errori da parte di Volley Veneto Benacus, troppi errori. E giustamente la squadra ospite ne approfitta per portare sul suo set ball. Finisce il set 25-23 con una doppia di Pietroni. Grande difficoltà per Volley Veneto Benacus. (2-1) per la formazione di Anderlini. Tra le due formazioni finora quella che ha sbagliato di meno.
Ritornano in campo le due formazioni, Anderlini avanti di un set, 2-7-1 per la formazione ospite. Buon muro di Volley Veneto Benacos, 1-0 per la squadra di casa. Cristian De Agostini al servizio. Pallone fuori, 1 pari. Due a 1, Giulio Romagnoli. Mirko Testa Grossa al servizio. 2-1 per, scusate, 3-1 per Volley Veneto Benacos. Palla ancora nel campo di Anderlini. 4-1. Time out, chiesto subito dalla panchina di Anderlini Modena. 4-1, 2-1 il conto dei set per la formazione ospite, 30 secondi di pausa.
7-3. Giulio Romagnoli al servizio. 8-3. Muro di Cristian De Agostini. 8-3. Ancora Romagnoli al servizio, stavolta la palla cade sulla rete, 8-4. Al servizio il giocatore numero 7 Andrea Bertoni. Nove a 4. Davide Pietroni al servizio. Punto per Volley Veneto, 10 a 4. È inefficace l'attacco nella zona centrale del campo. Altra sostituzione. Entra il giocatore numero 11 per il giocatore numero 8. Quindi entra Bahia per Battilani. Pallone dentro, Ace, 10 a 4. E altra sostituzione, entra il giocatore con il numero 9 al posto del 21, quindi entra Fantuzzi per Spina. (12 a 4). Entra Tommaso Albrigo al posto di Cristian De Agostini. (12 a 4). Ancora Pietroni al servizio. (13 a 4). Albrigo murato. Time out chiesto dalla panchina di Mo Manderlini, che sembra essersi un po' disunita, abbia perso un po' lo smalto, come se si fosse accontentata della vittoria del set precedente. 13 a 4 per Volley Veneto Benacus. (13 a 4). Ancora Davide Pietroni al servizio. 13 a 4. No, 14 a 4. Ace di Pietroni. Riesce Signorini per il giocatore numero 23 Bevini.
14-5. Gran tocco di Alberto Magalini che da posto 2 mette giù un pallone che praticamente spiazza che sorpassa il muro avversario e nessuno riesce ad intervenire subito dopo. Quindi 15-5 per Volley Veneto Menacus. Al servizio il giocatore con il numero 9 Fantuzzi. Recuperano qualche punto i giocatori di Manderlini Modena. Grande inganno di Davide Pietroni che fa finta di toccare il pallone lasciandolo andare dall'altra parte del campo. 16-7. Tommaso Albrigo al servizio. Buona difesa del Brigo. Ancora palla nel campo di Anderlini. Palla fuori. 17-7 più 10. Pallone fuori, 18-7. Esce il giocatore numero 10 ed entra il giocatore numero 1. Stavolta il pallone di Albrigo è fuori. Rientrato in campo Zanetti intanto al posto del giocatore numero 10 Ludovico Ades. 18-8. Bahia al servizio. Toccato alla linea con il piede il giocatore di Anderlini. 19-8. Mirko Testagrossa al servizio. Grande attacco centrale. 19-9 più 10 per Volley Veneto Menacus. Al servizio del giocatore numero 13 Alessandro Storti. La palla è dentro. 19-10. Ace di Storti. L'aveva battezzata fuori Cerfogli. Questa volta il pallone di Storti ampiamente fuori. 10-20.
Entra Albertini. Al posto di Mattia Cerfogli. Pallone sul nastro di Albertini, 20-11. Al servizio Anderlini. La palla ancora nel campo di Anderlini. Albertini non riesce a trattenere un pallone giocato da posto 2 su un bel diagonale. 20-12, più 8 per Volley Veneto. Ventuno a 12. Romagnoli al servizio. Pallone fuori anche per Romagnoli. 21-13. Attacco di Mirko Testagrossa. (23 a 13). 22 a 13, scusate. Questo secondo tocco da parte del palleggiatore di Anderlini mette in difficoltà la difesa di Volley Veneto, che non se l'aspettava. Zanetti porta a casa il punto del 22 a 14. È proprio l'autore di questo secondo tocco che va fuori dai 9 metri per il suo turno di servizio. Testagrossa, 23 a 14. Altra sostituzione. Entra il giocatore numero 2 Signorini e riesce il numero 23 Bebini. Magalini al servizio. Attacco del giocatore numero 13 da posto 4 di Anderlini, il giocatore Storti Alessandro, 23 a 15. Al servizio Fantuzzi. Mirko Testagrossa, 24 a 15. (24-15). Tommaso Albrigo al servizio. (24-16). Al servizio il giocatore numero 11 Bahia, 24-16.
25-16, chiude il set Albertini con un bel attacco da posto 4. Si va al tie break, 3 minuti di pausa. Rientrano in campo le due formazioni per il tie break. Stavo guardando se ci sono novità nelle formazioni. Volley Veneto Mennecus entra con la sua formazione tipo, ovvero con il numero 3 Cerfogli, con il numero 8 Mirko Testagrossa, con il numero 9 Cristian De Agostini, con il numero 12 Davide Petroni al palleggio, con il numero 7 Magalini Alberto e con il numero 6 Giulio Romagnoli. Risponde la formazione ospite con il numero 1 Zanetti, con il numero 2 Signorini, con il numero 7 Bertoni e con il numero 8 Battilani, con il numero 13 Storti e con il numero 21 Spina Roberto. Naturalmente libero Massimo Schiavoni. Palla nel campo di Volley Veneto. La palla nel campo di Momo Berlini.
1-0 per Anderlini. A 0 per Anderlini, al servizio del giocatore numero 8 Battilani. Viene dato il 3-0, viene dato il 3-0 sulla palla fuori. C'era stato un grandissimo tocco. Viene dato il tocco a muro avversario. Cambio, il secondo arbitro è andato a parlare con il primo arbitro, c'erano state delle proteste. E cartellino rosso per Mirko Testagrossa e quindi 3-1 con palla. Quindi cambia il risultato 3-1 per proteste. Credo venga dato a Mirko Testagrossa. Al servizio adesso Anderlini. Momenti al servizio il giocatore numero 13 Storchi Alessandro, finalmente si può ricominciare a giocare. a 2. Al servizio Mirko Testagrossa. Errore di Signorini. Ancora Testagrossa al servizio. Errore di Testagrossa. 4-3 per Anderlini. Pari. Al servizio Mattia Cerpogli. a 4 per Anderlini.
Attacco del giocatore numero 7 Bertoni, è proprio l'autore del punto fuori dai 9 metri. 4-5. Pari, attacco di Alberto Magalini. Giulio Romagnoli al servizio, entra Cristian De Agostini con Magalini e Pietroni nei 3 metri. Viene data una invasione a Volley Veneto, 6-5. Zanetti al servizio. Scusate, 5-7. Ancora Zanetti al servizio. Sei a 7. Un bel pipe di Mattia Ciarfogli. Pietroni al servizio, 6 a 7. Cambio di campo. Al servizio Anderlini, che vede la possibilità di portare a casa la seconda vittoria, e seconda vittoria sarebbe in trasferta, anche la prima contro Modena era in trasferta. Al servizio il giocatore numero 21 Roberto Spina. Testa grossa, 7 a 8. Alberto Magalini al servizio. Signorini, 7 a 9. Il giocatore
Time out chiesto dalla panchina di Adriano Fink. 30 secondi di pausa. Sette a 10. Mo Manderlini al servizio. 8 a 10. Testa grossa. De Agostini al servizio. Grande attacco di Signorini, 9, 8 a 12, 8 a 11, scusate. L'attacco di Signorini a posto 4, ancora più 3 per Anderlini. Romagnoli, 9 a 11. Cerfogli, 10 a 12. È proprio Cerfogli al servizio. Free ball nel campo di Anderlini. Roberto Spina, 10 a 13. Time out chiesto ancora dalla panchina di Volley Veneto Benacus, quando Anderlini sta guardando veramente a poco la meta che la porterebbe alla seconda vittoria in campionato. E alla prima sconfitta in casa per Volley Veneto Benacus, pensate, dalla stagione 2022-23, quindi sarebbe una doppia impresa per Mo Manderlini in caso riuscisse a concretizzare al servizio del giocatore numero 7 Bertoni Andrea. Magalini, potentissimo, 11 a 13.
giocatore numero 13. Storti. Ancora Romagnoli al servizio. Fribona nel campo di Anderlini. Fribola ancora nel campo di Anderlini. 14-12. Al servizio Zanetti. Due match ball a disposizione per Momo Anderlini. E finisce 15-12. Doppia impresa di Momo Anderlini Modena nel campo di volley Veneto Benacus. Esultano i ragazzi della formazione ospite e ne hanno ben donde perché sono riusciti a rompere l'imbattibilità che durava da una stagione e mezza. Complimenti a questi ragazzi perché hanno firmato veramente un'impresa. 15-12, ricordiamo i parziali. 1-0 per Volley Veneto sul 25-22, 17-25, 23-25, 25-16 e a chiudere 12-15. Anderlini si porta a casa 2 punti importantissimi, un solo punto per la formazione di Volley Veneto, sempre più in crisi. Io vi saluto, buona serata, ci risentiamo per le prossime partite di Volley Veneto. Buon fine settimana, alla prossima partita.